Pensando al playoff, e Padova in casa di Monza opera il sorpasso, vince una partita difficile perché dopo il primo set sotto 1-0 deve fare un grande recupero, ritrova tutta la squadra, Baldoin, e subisce invece la formazione di Monza, un grande Torres, grandi centrali, non bastano a Monza 17 muri e Padova ne fa 12 con 4 personali di Alberto Polo. Una bella prestazione soprattutto per la reazione che ha avuto Padova in questa sfida. Questa partita l'abbiamo vinta di cuore e con atteggiamento. Sicuramente tecnicamente oggi non abbiamo espresso la migliore pallavolo che sappiamo fare, però a volte certe partite si vincono anche quando non giochi bene, dando tutto quello che hai dal punto di vista dell'atteggiamento e non mollando su ogni palla. Con un grande Torres, un grande Travizza, è una squadra che veramente può puntare a qualcosina di più. Sì, diciamo che il nostro obiettivo è entrare ai playoff. Adesso stiamo aspettando Gigi che fa ancora parte della nostra squadra e lo aspettiamo con molta ansia. Quando ritornerà siamo sicuri che ci darà una grossa mano e potremo vincere anche qualche partita un po' più difficile.